Bentrovati, è l'appuntamento sportivo sulla nostra web tv www.venetoglobe.com, l'appuntamento appunto dedicato al mondo dello sport dal lunedì al venerdì. Ci trovate anche sul canale 813 813 per quanto riguarda il digitale terrestre, per il momento solo per la provincia di Belluno, in attesa di ampliare per tutto il Veneto nei prossimi mesi. Andiamo velocemente a vedere quali sono le principali notizie di oggi. Continuiamo a parlare in apertura di Formula 1, quindi di Ferrari. Dopo la sconfitta della Ferrari a Monza si è aperta un po' di polemica. Bisogna saper gestire, hanno detto i piloti, sotto pressione. E adesso, negli ultimi Gran Premi appunto, diventeranno sempre più delicati questi rapporti. Maranello, intanto, sul fronte dei motori, è già pronto a sviluppare l'affidabilità della Power Unit, che è la priorità principale in questo momento. Passiamo al basket. L'Italia del basket maschile è in ritiro a Pinzolo. C'è anche il giocatore della TVB Tessitori, che quindi questa sera non sarà in campo a Pieve di Soligo. Domani la squadra si trasferirà, stiamo parlando dell'Italia, si trasferirà a Verona ed il giorno dopo poi volerà ad Amburgo per partecipare alla Super Cup in preparazione del prossimo mondiale. Da una nazionale all'altra, adesso quella del volley maschile non è sicura di giocare al Foro Italico. Sarebbe bello, sarebbe bellissimo perché tutto è pronto, però quello che spaventa sono le condizioni meteorologiche. Causa maltempo che per l'appunto potrebbe costringere il tutto ad uno spostamento al pala lottomatica. Servono 24 ore di preavviso per spostare la gara ed eventualmente potrebbe anche slittare tutto a lunedì. In campo anche l'Italia del volley femminile. Questa sera a Montreux la nazionale di Mazzanti affronterà la Turchia dell'italiano Guidetti. Tra le azzurre ci sono 3 pantere dell'Imoco De Gennaro, Danesi e Silla, nuovo acquisto per la formazione dell'Imoco Conegliano. Silla, tra l'altro, leggermente infortunata durante un allenamento, ma Mazzanti l'ha voluta ugualmente con sé, infortunata alla caviglia. E proprio di infortuni ieri parlavamo al raduno dell'Imoco Volley Conegliano. Parlavamo di infortuni proprio con Folì, con Isi, augurandoci che la condizione fisica dell'Imoco quest'anno sia decisamente e vada decisamente meglio. Tutto questo per dire che ieri l'Imoco Conegliano ha aperto la sua nuova stagione agonistica con alcune giocatrici della prima squadra e rinforzi arrivati dal Sannona di Piave proprio per permettere una serie di allenamenti proficui e validi. Subito il condottiero, e cioè Santarelli, ai nostri microfoni. Eccolo. Oggi è un bel giorno, siamo tutti un po' emozionati, no? Come il primo giorno di scuola. È bello esserci, è bello essere tornato qua, questa ormai è quasi casa mia perché questo per me è il 4º anno qua, quindi diciamo che mi sento proprio bene quando entro dentro questa palestra. Sono felice di aver ritrovato il gruppo quasi completo dello scorso anno, di aver rinnovato buona parte dello staff. Questi sono buoni presupposti per partire alla grande. I presupposti per fare una grande stagione ci sono tutti, ma oggi pensiamo solo a questo primo giorno di scuola, a divertirci, a darci da fare perché la stagione sarà molto molto lunga e quindi è presto per fare previsioni. È lunga anche la panchina, lunghissima. Non siamo i soli, abbiamo iniziato tempo fa a costruire una panchina lunga, vedo che anche altre squadre, altri club si stanno attrezzando al riguardo, vuol dire che per affrontare stagioni molto complesse, complicate e lunghe bisogna per forza costruirle in questo modo. Noi devo dire che poi negli ultimi anni l'abbiamo sfruttata un po' tutta la panchina, soprattutto lo scorso anno, perché diciamo che gli infortuni eccessivi hanno fatto sì che la panchina abbia giocato anche più del necessario, però siamo contenti di aver costruito una squadra così importante. Questa stagione probabilmente sarà ancora più intensa della precedente, speriamo di arrivare alla fine ad ogni competizione e per far questo bisogna avere una panchina così importante. Da un paio d'anni a questa parte inizi con poche ragazze e poi arriveranno piano piano le nazionali. Sì, il periodo sarà lungo perché 2 mesi vissuti in questo modo qua sono lunghi. Diciamo che se uno vede la fine quando tutto il gruppo si unirà, manca ancora tanto tempo, però poi quando i giorni si susseguono, gli allenamenti si susseguono, il tempo vola e
neanche ce ne accorgiamo e prima o poi le ragazze arriveranno. Le attendiamo a braccia aperte, adesso noi ci diamo da fare per far sì di arrivare pronti alla prima giornata di campionato, le altre sono impegnate in nazionale, quindi sicuramente stanno lavorando come noi, se non più di noi, da un bel po' di tempo e quando arriveranno ci penseremo. Adesso abbiamo da fare con questo bel gruppo fra seniores e juniores, è un bel gruppo, quindi sono contento di poter lavorare con un bel gruppo. Non hai cambiato nemmeno le amichevoli, qui non ci sarete? Sì, perché ci sono delle tradizioni da rispettare ed è importante secondo me. Stiamo definendo i giorni di altre amichevoli, aspettiamo prima di definire il calendario, però l'idea diciamo di ogni weekend è già stata fatta da un po'. Dovremmo iniziare con un amichevole contro una squadra giapponese, ma è presto ancora per dirlo. Quando verrà definito il tutto verrete informati al riguardo. Lasciamo il volley e rientriamo nel mondo del calcio, cominciando dalla Serie A, perché la Serie A tra l'altro oggi, un po' su tutti i quotidiani, la Gazzetta dello Sport tra l'altro in apertura, con l'appello nazionale del tecnico Mancini. Mancini ha lanciato un po' l'allarme che stiamo continuando a dire da molti anni, no? Cioè quello che ci sono pochi italiani e pochi giovani italiani che giocano nelle squadre appunto italiane. Vengono preferiti gli stranieri anche se sono leggermente o molto più scarsi, come ha detto appunto Mancini, che è alle prese con la sua nazionale che tra poco scenderà in campo. Lasciamo la Serie A e la Nazionale, passiamo alla Serie B con Cittadella che ha il comando con 6 punti, è un Cittadella euforico con tantissimi abbonamenti, quindi in bocca al lupo per una stagione che si presume e si spera possa essere di grandi traguardi, di grandi vittorie. Prossimo turno, dopo la pausa, il 14 settembre con l'anticipo tra Venezia e Benevento. La Serie D, sì, la Serie D giocherà, è quella che ha, la categoria che ha la data almeno per il momento certa, perché sulla Serie C non si sa ancora nulla. Fortunatamente la Serie D ha una data che è quella del 16 settembre. Si stanno attendendo i calendari, perché arriveranno i calendari, almeno ci si augura al più presto. Il Montebelluna è stato inserito nel girone C a 18 squadre ed è un girone che è abbastanza impegnativo, con Adriese, Arzichiampo, Belluno, Campodarsego, Cartigliano, Clodiense, Delta Rovigo, Este, Sandonà, Union Feltre, Chions, le 3 friulane, Cerlins, Musane e Tamai, Levico, St. Georgen, Trento, Virtus, Bolzano. Questo per quanto riguarda appunto le trentine. L'Eccellenza è il campionato che seguiremo più da vicino, il girone B in particolar modo, una prima giornata, quella di domenica prossima, comprendente Noale Istrana, Eclisse Union Pro, Giorgione Vittorio Veneto, Lia Piave Treviso, Nervesa Porto Mansuè, Real Martellago Luparense, Tombolo Union San Giorgio Sedico, Union QDP Liventina. Riposerà il Mestre. La promozione nel girone D che seguiremo: Favaro 1984 Opitergina, Lovis Espresiano Cornuda Crocetta, 90 Fontanelle, Portogruaro ZTL Sinistra Piave, Prodeco Montello Città di Caorle, Vazzola Fossalta, Vedelago Iulia Sagittaria e Villorba Conegliano. Lasciamo anche il calcio e rimaniamo, o meglio andiamo sul basket, di cui parlavamo in apertura con la nazionale, ricollegandoci al fatto che questa sera la TVB Basket, dopo aver chiuso il suo mini ritiro a Domegge di Cadore, è scesa ed è pronta per la prima sua sgroppata, per la prima sua amichevole che effettuerà questa sera al Palasport di Pieve di Soligo contro Udine. Sarà un Udine che avrà già alle spalle un paio di allenamenti piuttosto tosti e un paio di amichevoli, quindi sarà una partita decisamente interessante, tutta da scoprire, come abbiamo fatto lo scorso anno. Ormai è diventata una consuetudine piacevole questa prima a Pieve di Soligo. A Pieve di Soligo questa sera, tra l'altro, dovrebbe mancare, usiamo il condizionale anche se è assodato, non ci dovrebbe essere Gerardo Sabatini, che ha accettato l'offerta di Piacenza
esperienza che si era trovata con l'infortunio del suo play. Sentiamo quindi allora la sua ultima intervista in maglia TVB ed è Gherardo Sabatini. Eccolo. Ma diciamo che sono carico, che sicuramente la società ha allestito una squadra di primo livello, quindi credo che abbia scoperto le carte e ha fatto capire a tutti di voler conquistare la promozione. E la squadra mi piace molto, è stata costruita molto bene e sicuramente proveremo a vincere il campionato. Qual è la sensazione che hai appunto per questa stagione? No, sensazione positiva, dovrò essere bravo a provarmi a conquistare gli spazi e spero che ci siano i margini per farlo, io mi impegnerò al massimo e niente, dovremo lavorare quotidianamente per raggiungere questa promozione che tutti vogliamo assolutamente. Dovete lavorare anche velocemente per trovare la giusta amalgama, visto il gruppo nuovo e sicuramente composto da elementi tutti di valore. No, secondo me a livello di roster e come profondità siamo la squadra più forte che ci sia. Perché siamo stati costruiti molto bene, siamo molto lunghi, quindi direi che ci sono tutti i presupposti per fare bene e obiettivamente non abbiamo scuse per non raggiungere l'obiettivo prefissato, perché siamo tutti qua consci che Treviso ha bisogno di tornare in Serie A. In bocca al lupo. Ecco, un in bocca al lupo che Valentina Dalmas fece a Gherardo Sabatini e l'in bocca al lupo è adesso per Gherardo Sabatini a Piacenza, dove giocherà, dove troverà spazio sicuramente, visto che manca il play per infortunio. Cambiamo Benetton Rugby, esordio positivo, c'è grande contentezza, grande felicità alla Ghirada, il quartier generale della Benetton che a Newport ha vinto per 21-17 e ha cominciato così nella migliore dei modi alla grande il suo campionato di Pro 14. Sabato prossimo, 8 settembre, prima in casa a Monigo, scende il Cardiff Blues, da non perdere assolutamente. Ritorniamo alla pallavolo, in casa a Conegliano c'è una seconda squadra, è il Team Spes che si è dato durante questi anni una nuova veste societaria e ha tutte le intenzioni dichiarate dal presidente ma anche dal direttore sportivo Martinez e dai tecnici di ritornare nella pallavolo che conta, e quando si parla di pallavolo che conta anche a livello mediatico si parla di una serie B minimo e allora c'è una serie C da conquistare, perché dalla Serie D bisognerà salire appunto in C. Ce ne parla anche Cristina Barcellini, che scopriamo come ex giocatrice dell'Imoco, lo ricordiamo, e di altre squadre italiane, ed ora, beata lei, in dolce attesa. Complimenti, sentiamola. Con Cristina Barcellini stavi allenando le ragazzine, tra poco cosa sarà, maschietto o femminuccia? Ancora non si sa bene, penso maschietto. E gli insegnerai qualcosa lo stesso? Sì, qualcosa farà, quello che gli piace però. Allora, tornando invece al Team Spes, è un bell'obiettivo, come dicevamo, sia con Marica sia con il Presidente. Sì, assolutamente, è una società con solide basi che sta cercando di crescere e ha raggruppato un bel gruppo di allenatori e gente, come avete visto prima, molto brava e niente, stanno tirando su tante ragazze, c'è un progetto molto bello destinato a crescere, quindi sono i primi anni. Diciamo che questa Zoppas Arena richiama insomma tanta voglia di pallavolo che conta, no? Assolutamente sì, io credo che sia uno dei palazzetti più belli e niente, penso che qua dentro sia nata la pallavolo conegliano, quindi penso che oltre ai Moco, che comunque ha la sua importanza, proprio a Conegliano, ma anche un po' di pallavolo. Cristina Barcellini, allenatrice, futura mamma, e dopo la maternità pensi di appendere oppure cosa farai? Non lo so, prima pensavo di appendere, poi vediamo l'anno prossimo. È difficile dire basta. E allora aspettiamo. Sì. Bocca al lupo. Crepi, grazie.
Dice bene Cristina Barcellini, eccoci qua, dice bene Cristina Barcellini perché è sempre difficile poi quando si ritorna, la voglia di ritornare è ancora più grande. Abbiamo concluso il nostro appuntamento con lo sport, ci fermiamo qui, vi ricordo questa sera la partita, la gara della TVB in quel di Pieve di Soligo contro Udine, si inizia alle 20:15. Per quanto riguarda la nostra messa in onda, le nostre messe in onda, anche di questa partita vi comunicheremo poi domani orari e naturalmente dove trovarci sul venetoglobe.com. Vi ricordo che su venetoglobe.com nello spazio dedicato allo sport c'è già la partita che abbiamo registrato per voi domenica tra l'Eclisse Careni Pivigina ed il Vittorio Veneto, Coppa di Eccellenza per quanto riguarda il calcio. A tutti voi, buona serata.